Finalmente, insomma, quello che si diceva o quello che speravo avvenisse, oggi è accaduto. È contento il sindaco di Casier, Renzo Cararetto, il sogno è divenuto realtà. La sezione dei trevisani nel mondo ha finalmente trovato una sede anche nel comune di Casier presso il ristorante alla Pasina, antico cascinale veneto dell'Ottocento, situato nella zona DOC del famoso Radicchio Rosso di Treviso. Una notizia accolta con gioia anche da Don Canuto Toso, che fondò l'associazione nel 1973, divenuta nei decenni a seguire punto di riferimento per tutti i trevisani residenti all'estero. La neosezione è stata creata per mantenere una promessa fatta ai tanti emigrati di Dosson e Casier. Incontrandoli all'estero, i viaggi che ho fatto, ci sentiamo dimenticati ed ecco allora che si corrisponde proprio di avviare questa sezione per metterci in contatto con loro. Nei prossimi mesi verrà avviata un'indagine per risalire a tutti gli emigrati dei due paesi per riuscire a mantenere vivo quel legame con la marca e le famiglie di origine. È molto importante questa sezione perché senza di questa si sentono dimenticati. Siamo un punto di riferimento per chi ama ancora l'Italia ed è lontano dall'Italia. L'associazione è nata con iscritti e sezioni. Siamo diffusi in tutto il mondo, abbiamo 150 sezioni tra l'Italia e nel mondo, con oltre 9.000 iscritti. Quindi questo legame è sentito, è profondo ed è particolarmente richiesto da chi è all'estero.